Amici del futsal, appassionati di calcio a 5, buonasera dal Palasport di Campo Ligure, 21esima giornata della Serie A calcio a 5 quinto CDM Came Treviso. Ben ritrovati da Marco Pagano per la 21esima tappa di questo campionato. La CDM ultima in classifica, arriva da 5 sconfitte consecutive, oggi cerca di ritrovare un successo che manca proprio della gara d'andata. Primo pallone per la Came, è iniziata la 21esima giornata della Serie A calcio a 5 quinto. Verticale per Giapavieira, spara alla porta con il tacco Luisigno in area, Luisigno lascia, conclusione dalla distanza, provata da Guga, smorzata, rimessa battuta dentro l'area, Murillo non riesce a girare e poi ci prova, Murillo va dentro, liberato sul secondo palo, Babris che calcia, un movimento prezioso. Donin passa con il dribbling, Donin sull'esterno della rete, in solitaria se l'è creata questa chance Enrico Donin. Lavorato questo pallone al limite, scaricato all'indietro per la conclusione di Guga. C'è deviazione e calcio d'angolo. Chiusura di Bissoni. Ripartenza adesso feroce per la Came che va alla conclusione. Palla adesso per Donin che calcia col sinistro. Altra bella opportunità per la Came che si aggrappa ancora Donin. Ercolessi allarga, Donin rientra, Ercolessi col mancino ci prova, Giapavieira punta, adesso Murillo, Giapavieira col destro, in bocca a Politano, Antoniazzi può allargare, adesso va da Giapavieira che offre per Donin col sinistro, l'uscita di Politano, è semplice rimessa, palla che resta lì, Babris allarga, Buzzi col destro, paratissima di Pietrangelo, Adamopoulos spalla alla porta col tacco per Babris che finta, Babris l'uscita di Pietrangelo e poi sotto porta non riesce a correggere Murillo. Baklanov va dentro, Urtisi spalla alla porta, lavora questo pallone, vorrebbe girarsi e poi allarga dove c'è la conclusione di Babris e un'altra bella parata da parte di Pietrangelo. Guga va dentro, Urtisi col sinistro, centrale ma altra grande parata da parte di Pietrangelo, palla scodellata sul secondo palo, Baklanov, lungo rilancio, Urtisi in mezzo a due si gira, termina così il primo tempo, termina 0-0 tra CDM e Came Treviso. Palla offerta dentro l'area per Giapavieira, anticipato Donin, calcia col sinistro, lo fa molto bene trovando però una bella parata di Politano che sale anche il dribbling, rischiando qui Politano, butta Buzzi senza commettere fallo, si crea il varco per calciare, centrale adesso di Antoniazzi che può anche andare a tiro, allarga per Giapavieira che sblocca la partita, 1-0 Came Treviso, un pallone toccato dentro l'area lo trasforma in oro, è 1-0. Qui lo rivediamo, il pallone recuperato da Antoniazzi, offerto proprio per Giapavieira che è bravissimo a prendere il tempo con la punta, alzarla sopra la traversa. Tocca per ultimo, rimessa già battuta sul movimento, butta Buzzi dal limite, scarica per Guga, bella parata di Pietrangelo, Politano che aveva lasciato i pali, qui ci prova Antoniazzi, Babris si appoggia dall'altra parte, Ortisi lascia correre questo pallone, arriva Pietrangelo a salvare e poi la conclusione sul fondo da parte di Baklanov. Guga, la riconquistata dalla Came Treviso, Babris col sinistro, fischiato, occasione da calcio di rigore per la CDM per trovare il gol del pari. Parte col sinistro Ortisi, la pareggia la CDM dal dischetto, non fallisce il capitano, è 1-1. 10° gol in campionato per Andrea Ortisi, anche con un pizzico di fortuna la CDM trova il gol del pari. Quindi Sutton prova a passare, Sutton, palla sul fondo, ha sprecato un'occasionissima Sutton,
rientra sul destro, torna da Bissoni che con la punta va dentro e sotto porta Ferreira, non trova il gol del vantaggio. Ultimi 3 minuti e 20 secondi, ancora 1-1, Sutton apparecchia, il nuovo vantaggio Kame, torna avanti la Kame Treviso con il suo numero 10, 2-1. Torna avanti la Kame Treviso con questa palla di Antoniazzi un po' nel vuoto, fa il massimo Sutton che corregge andando in porta dritto per il gol del 2-1. Murillo allarga, Guga, altro tocco dentro l'area, la parata da parte di Pietrangelo, palla sul fondo a 6 secondi dalla fine, Pietrangelo va dall'altra parte per Giappa, Vieira che con la testa trova le mani del portiere, finisce così. La Kame Treviso ottiene il secondo successo consecutivo, perde per l'8ª volta in 10 partite qui a Campoligure la CDM, che cade per la 6ª volta consecutiva e resta ultima in classifica. Con le immagini che vi giungono da Campoligure noi vi salutiamo, buona serata e a risentirci da Marco Pagano.